Calogero Savitteri, il nuovo segretario generale FIS Sicilia di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Questo l'esito del direttivo riunitosi il 10 dicembre nei locali della CISL di Caltanissetta, che ha espresso voto unanime. Rinnovata anche la segreteria, della quale entrano a far parte Rosaria Faraci, BCC Toniolo, San Michele di San Cataldo, Massimiliano Caravello, Unicredit. L'Assemblea ha quindi proceduto ad aggiornare anche la mappa della dirigenza, assegnando le relative deleghe dipartimentali. Calogero Savitteri, agrigentino, 50 anni, dipendente dell'Intesa San Paolo, componente della segreteria FIS CISL Sicilia, torna quindi nel territorio di appartenenza, subentrando ad Antonio Alessandro, che ha cessato il servizio del dipendente Unicredit. Ringrazio il direttivo per la fiducia accordata, mi ha dichiarato Savitteri. Eredito una struttura che affonda saldamente con orgoglio le proprie radici nei valori della FIS e della CISL, realtà ricche di dirigenti di grandissimo spessore che ben conosco da tempo. Raccogliamo il testimone dalla precedente segreteria, che ha operato egregiamente. Ci metteremo subito al lavoro nel segno della continuità. Con entusiasmo oggi ricevo questo incarico dal direttivo territoriale Agrigento Caltanissetta ed Enna, che ha dato mandato a me e alla mia segreteria, pieno mandato per affrontare le sfide complesse che oggi attendono il sistema bancario anche sul nostro territorio. La desertificazione, l'intelligenza artificiale generativa, la digitalizzazione sono tutti fenomeni che anche qui stanno impattando in maniera significativa, con ricadute sull'occupazione e sull'utenza, che andranno governate e gestite facendo forza su tutte le competenze che nel nostro territorio abbiamo e che metteremo in campo senza mai fermarci e senza mai cedere allo sconforto di queste difficoltà.